Il sindaco di Roma Virginia Raggi riceve la Lazio in Campidoglio. Grazie per le emozioni che ci avete regalato conquistando la Coppa Italia 2019, la settima della storia biancoceleste, che oggi abbiamo il piacere di avere qui davanti a noi. Abbiamo voluto celebrare questo successo nell'Aula Giulio Cesare in Campidoglio per rendere il giusto omaggio da parte dell'amministrazione capitolina al vostro trionfo. Sono ancora vive in noi le immagini della finale allo Stadio Olimpico, quando al termine di una bella partita con l'Atalanta avete alzato al cielo il trofeo. Una gioia per i tifosi della Lazio, una gioia per tutti noi, un orgoglio per la città. È stata una bella festa dello sport coronata da una strepitosa vittoria. La pagina ufficiale del tifo organizzato nerazzurro si è espressa contro l'idea di concedere San Siro all'Atalanta per le gare di Champions League. In un post su Facebook, la curva nord dell'Inter scrive: altra scelta scellerata. Atalanta a Milano no grazie. Verrebbe da sorridere per non inorridire davanti al fatto che per il comune di Milano una festa ai giardini pubblici fosse un problema di ordine pubblico, ma far giocare a San Siro una squadra la cui tifoseria è storica rivale di entrambe le curve milanesi non lo sia. Il post invita poi i frequentatori della Nord a ritrovarsi davanti al baretto nelle occasioni in cui l'Atalanta dovesse giocare a San Siro. L'appello ai tifosi conclude dicendo: il nostro dovrà essere un presidio civile nel limite del nostro diritto di una libera frequentazione di un locale pubblico, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sull'assurdità di una scelta dettata dagli interessi e che calpesta ogni logica. Il Bayern Monaco è interessato a Mario Mandžukić. Secondo Sport Bild, il club tedesco avrebbe l'intenzione di iniziare una trattativa con la Juventus per l'attaccante croato. Kovac infatti lo vorrebbe come riserva per Lewandowski. Il croato classe 86 ha già giocato nel Bayern dal 2012 al 2014, realizzando 48 gol in 88 partite ufficiali. Anche il Borussia Dortmund si è interessato a Mandžukić, nonostante il giocatore abbia rinnovato il contratto con la Juventus fino al 2021. Mario Balotelli potrebbe tornare a giocare in Premier League. L'attaccante, svincolatosi dal Marsiglia, in Inghilterra ha già indossato le maglie di Manchester City e Liverpool. Ora per lui potrebbe esserci un'esperienza a Londra con quella del West Ham. Secondo i tabloidi britannici, Balotelli sarebbe stato offerto agli Hammers come possibile sostituto di Marko Arnautovic, trasferitosi in Cina. Nelle scorse settimane anche il Parma aveva pensato a Balotelli, ma lo scoglio più grande resta l'ingaggio del calciatore.